Bing. Bing. Porta via suonata di megalone. No, non è possibile. Va su un'altra linea questo. Eccolo. Sì, no, benissimo. Là. Bene, allora, grazie di essere intervenuti. Questa è una delle tante cose che faccio, che organizzo, che anche insieme a Riccardo di Tre Righe. Io sono Luca Corradini, mi occupo di digital e web, siamo qua a Conegliano in Corte delle Rose e con Alberto sviluppiamo queste esperienze che hanno l'obiettivo di mixare un po' la cultura con anche una certa dose di teatralità e di intrattenimento. Vedrete che Alberto è un maestro in questa operatività, è un grande divulgatore. Il libro di cui ne parlerà Alberto è un libro incredibile, frutto di 5 anni di studio, e rappresenta, a mio parere, la Venezia non la Venezia dei musei, la Venezia delle calli, delle chiese, dei monumenti, ma la Venezia del popolo, scritta nelle pareti come si fa in maniera più o meno legale anche adesso, ma le scritte sui muri di Venezia si perdono a partire dal 300, dal 200, insomma sono vere e proprie scritte medievali che rappresentano la storia del popolo veneziano. E questo libro è incredibile perché è separato, è fatto a capitoli, è un manuale, lo potete leggere a capitoli. Un giorno vi leggete cosa sono i graffiti sui doji, un giorno vi leggete cosa hanno scritto le persone nei secoli riguardo al commercio, un giorno vi leggete le frasi d'amore che anche nel Medioevo vengono scritte nei muri e Alberto ne ha trovate tantissimi, insomma. Quindi è un vero e proprio viaggio che non si esaurisce ovviamente nella presentazione di Alberto, ma può essere continuato anche
a Venezia, neanche da soli, alla ricerca di tutti questi pezzi di storia che Alberto e anche Daisy Marangon, che è la coautrice del libro, hanno trovato in giro per Venezia. Prima di dare la parola a Alberto, ringrazio il Comune di Conegliano, rappresentato qui dalla signora Cristina Sardi, l'assessore, se vuole dire due cose, volentieri. Buonasera, eccoci qui. Ormai sono diventata un'esperta nel parlare a queste riunioni e mi piace molto vedere che ce ne sono parecchie, ci sono tantissimi interessi e vedo che si è sviluppato un modo di scrivere che consente di rapportarsi ai luoghi, di andarli a visitare con il gusto della scoperta di qualcosa, delle guide quasi, non dico spirituali, ma sicuramente delle guide. Non è il primo libro che viene presentato che ha questo tipo di rapporto con un luogo e penso che sia molto bello e interessante perché più che diciamo modi di scrivere più intellettualizzati, questi hanno proprio un rapporto con il dove, con dei siti, con dei luoghi che noi conosciamo anche bene, magari, però non abbiamo tutte le prospettive sotto cui si possono vedere. Questa è una nuova prospettiva interessante, quindi sono felice come Comune di aver dato il nostro appoggio a questa presentazione e sono curiosa di sentire la storia dei graffiti di Venezia. Grazie. Grazie. Grazie anche al Comune che ci ospita in questa bellissima sala, in questo bellissimo luogo. Prima di passare la parola a Alberto, ringrazio anche Print Materia che ci ha supportato nello sviluppo di questo piccolo evento. Grazie Tino, grande Tino Perri. E niente, passo la parola ad Alberto e buon ascolto. Grazie Luca. Grazie per l'ospitalità e grazie a voi per essere qui questa sera. Questa sera, come più o meno logico, parliamo di Venezia, ma ciò che cercherò di fare, credo potervi promettere che cambierete lo sguardo sulla città e quando ci andrete non riuscirete più a guardarla nello stesso modo. È ciò che è successo a noi, a me e alla mia coautrice, Daisy Marangon, che è una storica, e lo diceva Luca, ci abbiamo messo 5 anni nei quali abbiamo attraversato, abbiamo letteralmente portato il nostro corpo in ogni luogo pubblico, non solo pubblici, poi siamo andati a Palazzo Ducale, al Senale, in diversi altri luoghi chiusi, normalmente al pubblico. Abbiamo attraversato con il nostro corpo ogni singolo luogo che voi riusciate a immaginare di Venezia. Le calli, le calli, Lena adesso dove ripartire. Calli, Campielli, insomma qualsiasi anfratto esista a Venezia, noi siamo riusciti ad attraversarlo e a cercare segni. Non sapevamo cosa avremmo trovato e alla fine questi segni sono diventati 6.000. Si tratta di incisioni, pitture, si tratta di graffiti veri e propri realizzati ovunque, ma di questo parleremo mano a mano. Procederò in maniera molto disordinata. Vi farò vedere dei graffiti, ve li descriverò, vi dirò dove sono e poi qua e là vi farò delle considerazioni legate alle superfici, legate ai materiali usati, legate a considerazioni su per esempio perché le donne storicamente abbiano scritto meno degli uomini e così via, con una piccola, spero, sorpresa finale. Questa è intanto la copertina del libro, è un libro, ce l'avete anche davanti agli occhi, che in 240 pagine raccoglie 150 fotografie e 204 rilievi, sono più di 350 immagini. È stata una grandissima sfida anche editoriale, compiuta con linea d'acqua, è stato un corpo a corpo, devo dire, perché non era mai stato fatto un studio del genere. Esistono alcuni libri sui graffiti, per esempio ne esistono sui graffiti di Pompei. I graffiti di Pompei, allora, al di là del fatto che i libri sono una lista di graffiti, non li mostrano, no, ma li descrivono. I graffiti di Pompei
riguardano l'ultimo trentennio di vita della città. Noi abbiamo esplorato un arco temporale di almeno 600 anni, anche in lingue diverse a volte, come vedrete, e anche con delle particolarità curiose che vi svelo mano a mano. È stato un lavoro, devo dire, difficilissimo, ma anche entusiasmante, veramente. A cominciare dal centro della città. San Marco, il Palazzo Ducale, è una specie di dizionario storico. Dei 6.000 graffiti che abbiamo reperito in città, almeno 800 sono dentro il Palazzo Ducale, incluse le prigioni, un bel serbatoio, ma non solo, perché ci sono vari spazi del palazzo che ne presentano. Questo per esempio è curiosissimo. È fatto con una matrice, la matrice inizia a essere usata dal 600, c'è proprio una linea di demarcazione, fino al 500 sono fatti a mano, specialmente questi che sono legati alle lezioni dei logi, e poi dal 600 si inizia a usare la matrice. A Venezia si elegge il rappresentante, lo sapete, si elegge fin dall'origine, no, della Repubblica, e come avviene oggi, con manifesti, c'erano dei veri e propri graffiti elettorali. In genere erano post elettorali, perché non c'era una vera campagna elettorale, ma come in questo caso, questo è rarissimo, accade qualcosa anche prima delle elezioni, perché questo riguarda Giovanni Battista Nani. Viva Giovanni Battista Nani, cavaliere e procuratore per Netto. L'anno è il 1676, è una elezione tribolatissima, per cui anche gli ultimi elettori del Doge, che dovevano essere approvati dal Maggior Consiglio 1 a 1, vengono come azzerati e si rifà l'elezione. È una delle 2 elezioni della storia che sono andate veramente male. Lui si autocandida in qualche modo, qualcuno fa probabilmente prezzolato per lui questo graffito, che sarà un berretto da procuratore, ma lui in realtà alla fine non risulta essere eletto. Ciò non toglie, come vedete, che ce ne siano diversi. Anche questi qua siamo sotto le procuratie della Marciana. Vedete, questa è più o meno la stessa mano, molto probabilmente. Sono 2 grandi viva, anche la W di viva è un segno molto antico, e risale addirittura prima del 1000, ma noi lo troviamo tranquillamente già dal 400-500, come è evidente per 1588, e anche qua 1588 col cappello dogale, col corno dogale, che è chiarissimo, no? Fatto a mano. E cosa succede quell'anno? In realtà non viene eletto un doge. C'è un doge, che è Pasquale Cicogna, che è stato eletto prima, 3 anni prima, e morirà 4 anni dopo questa data. Ma cosa accade di fondamentale quell'anno, che può aver spinto qualcuno a scrivere, a inneggiare al doge? Il 9 giugno viene posata la prima pietra del ponte di Rialto, così come lo conosciamo. È un evento, perché era un evento atteso da decenni, e probabilmente, anche qua non si sa quanto spontaneamente, però mani anonime, no, fanno comparire questi segni sul muro. In questo caso, mentre quella di Nani è fatta in pece, questa è porpora, è quella tintura tratta dal Murice, dal Garuso, come si chiama a Venezia, no? È un rosso molto tenace, che come vedete a distanza insomma di 400 anni abbondanti ancora riesce a leggersi. Qua siamo sulla loggia Foscara, e qui questa è un'incisione, ancora, no? un cappello dogale. Questi peraltro li abbiamo trovati esattamente alle uscite della loggia interna verso la loggia esterna, e secondo noi in realtà servivano a degli scopi rituali in qualche modo, perché segnavano, indicavano al doge, probabilmente colorati, dove doveva affacciarsi le occasioni pubbliche per non sbagliare, no, il punto del colonnato. È una congettura, però il fatto che li abbiamo trovati con una certa regolarità ci fa pensare che possa essere così. Cos'è un graffito? È una domanda, come dire, apparentemente semplice, alla quale è difficilissimo rispondere, perché graffito è una definizione modernissima. Fino all'800 e a gran parte del 900 queste testimonianze si chiamavano palinsesti, che venivano studiate nei carceri, no? E graffito quindi è una definizione moderna, che peraltro è onnicomprensiva. No, noi oggi diciamo che sono graffiti quelli preistorici di Altamira, no?
fatti proprio dagli uomini della preistoria, fino a Banksy. No, sono tutti graffiti, sebbene siano in natura molto diversa tra loro. Sono graffiti questi, indubbiamente, perché sono realizzati a sgraffio, così come proprio si dicono, con una tecnica che prevede l'incisione della pietra. Ma sono graffiti anche quelli che vi ho fatto vedere prima, sono dipinti o impressi. E quindi il graffito di sicuro no, non è determinato dalla tecnica di realizzazione, ma neanche dalla natura delle immagini. A noi questa definizione però così inclusiva piaceva molto e quindi comunque l'abbiamo adottata. E sui graffiti stiamo costruendo qualcosa di abbastanza divertente, di cui vi parlo alla fine, come alla fine della messa vi do gli appuntamenti. Questo è molto bello. Questa è tutta una serie di graffiti che troviamo in giro per Piazza San Marco, in particolar modo sotto le proprietà nuove, in particolar modo concentrati nella zona del Caffè Floriana. Si legge chiarissimamente da San Marco e dalla Repubblica, risalgono al 1848, quando dopo il 22 marzo, o tale 22 marzo, no, rinasce la Repubblica Veneta, con il governo provvisorio di Manin e Tommaseo, e noi sappiamo dagli stessi diari di Manin che la città si riempie di queste scritte inneggianti al governo, inneggianti a San Marco, no, nei primi giorni della rivoluzione. Non è peraltro un caso che si ritrovino accanto al Caffè Florian, perché il Caffè Florian fu il quartiere generale di rivoluzione, fu dove la rivoluzione prese vita, fu il luogo dove i primi feriti nel corso delle prime ore citate, no, del 22 marzo 1848 furono portati, fu il luogo dove Daniel Manin pronunciò il suo discorso memorabile di istituzione del governo. Non lo fece dalla loggia del Palazzo Ducale, ma lo fece salendo su un tavolino del Floriano. E questa per noi, questi sono state recuperate da un restauro, devo dire, molto attento, molto rispettoso, effettuato dalla sovrintendenza, e si sono preservate perché erano state cancellate, ma cancellate con una copertura con la calce. Alcune che sono all'interno hanno ancora l'albone della calce con la quale le autorità austriache, una volta ripreso il potere della città, no, cancellarono questa memoria. In realtà la obnubilarono temporaneamente, memoria che è stata recuperata pochi anni fa, alcune si vedevano, ma ne sono state recuperate tantissime. E anche questo ci rimanda alla filosofia alla quale faceva cenno Luca Degher, sono testimonianze dal passo. Finora la storia è stata scritta in gran parte, ed è giusto che sia così chiaramente, sui documenti che vengono presentati, no? Che sono documenti ufficiali, ma le cronache scritte dagli storici ufficiali o dai cronisti sono i documenti che vengono utilizzati tutti i giorni come atti di battesimo o ricevute, e i graffiti in realtà fino a pochi anni fa, una quindicina d'anni fa, non erano considerati, erano molto trascurati come fonte storica, ma in realtà sono una fonte storica dal basso, straordinaria. Pensate che a San Pietro, negli anni 50, Margherita Guarducci, che era una epigrafista, riuscì a scoprire che la presenza della tomba di Pietro non era una leggenda, ma il corpo di San Pietro fu trovato nei sotterranei della Basilica, dove era un cantiere, c'era un corridoio, no? Lei si infilò nei cunicoli, trovò una parete in cui, specialmente in greco, c'era scritto, no, decine di volte Pietro è qui, Pietro è qui, Pietro è qui. E attraverso questo lavoro di epigrafia, non era facile, io non ho qua la foto, se la vedete, se vedete cosa ha trovato lei e come è riuscita a capire, insomma, intuireste la straordinarietà della, e riuscì appunto a individuare il luogo esatto dove fu il corpo di San Pietro, una leggenda sfatata grazie ai graffiti. Allo stesso modo, in maniera molto più recente, nel 2018, è stato trovato a Pompei un graffito. Sapete che le varie aree di Pompei sono oggetto continuo di scavo, che postdata molto banalmente la data dell'eruzione, e fino a oggi si reputava saputa nel corso dell'estate del 79 d.C., ma quel graffito è stato tracciato col carbone, con pezzi di carbone,
è datato a una data successiva, è datato a ottobre di quell'anno. Quindi l'eruzione non può essere avvenuta nel corso dell'estate. Ancora un graffito, una fonte decisamente dal basso, aiuta a riscrivere alcune pagine della storia. Qua siamo ancora a Palazzo Ducale. Questa è la nave più grande che siamo riusciti a trovare, è proprio quasi mezzo metro per 45 centimetri ed è sul fronte bacino. Vediamo il bacino di San Marco alla nostra destra. Noi reputiamo, visto che è molto visibile, che questa nave servisse in qualche modo come insegna, tra virgolette, perché quello era il luogo in cui gli armatori e il capitano di nave ponevano banco, e cioè avevano proprio dei tavolini in cui mettevano il denaro sonante, facevano vedere i soldi per invogliare i giovani, magari un po' squattrinati o persone che avevano bisogno realizzare subito a imbarcarsi. E quindi questo può essere davvero un'insegna perché è veramente enorme. Peraltro, altra considerazione da fare, la vedremo anche alla fine, era che noi oggi abbiamo una percezione molto diversa, no? Nel senso che se io adesso chiudessi il muro di questa stanza, probabilmente insomma, mi esechereste e mi chiedereste di scrivere. Ma fino a 150 anni fa questo non costituiva un problema. Vi farò vedere delle immagini storiche per cui non era un problema tanto scrivere sui muri, era più un problema, l'abbiamo visto con 48, sul cosa si scrivesse. Le autorità erano, come dire, molto permissive rispetto all'atto e al gesto di scrivere, che poi è quello che interessa alla nostra ricerca. Noi non abbiamo, c'è una, come dire, noi ci siamo fermati circa al 1950-60. Ma non c'è una considerazione morale nel nostro libro, non diciamo se sia giusto o sbagliato. No? A noi quello che interessava era il gesto di scrivere, era il gesto di esprimere qualcosa. E vi racconto questo prima di procedere, perché noi abbiamo fatto questo lavoro in accordo con la sovrintendenza. Se io voglio vincolare un bene architettonico, io lo posso fare dopo che questo bene ha compiuto il suo 70° anno di attività. Dai 70 anni in poi del vincolo. Noi abbiamo immaginato di poter fare lo stesso con i graffiti, perché questi supporti non hanno nessun tipo di tutela. Se io trovo un graffito, mi farò vedere altri dipinti, che ne so, a casa mia, no? Ed è un graffito del 500, io posso tranquillamente dipingersi sopra. Nessuno mi può dire che ho rovinato qualcosa che sia patrimonio collettivo. Noi reputiamo invece che molte di queste testimonianze abbiano un valore e quindi in accordo con la sovrintendenza le abbiamo raccolte a partire dai 70 anni, con alcune significative come dire, eccezioni. Per esempio abbiamo trovato scritte per terra sui muri alcune Viva Copi e Viva Bartali degli anni 60 e quindi ci è piaciuto tenerli. E il graffito più recente che abbiamo trovato è degli anni 70. Noi abbiamo il libro a 30 capitoli e non è che sia scritto da solo magari, però diciamo che i capitoli, cioè ogni argomento ha trovato una sua collocazione mano a mano che andavamo a costruire il volume, e c'è per esempio un capitolo che è dedicato ai graffiti legati ai mestieri. Sono graffiti che sono o istituzionali, per esempio gli zattieri del Piave marcavano il loro legname, oppure i costruttori che marchiavano le pietre col loro simbolo, e alcuni invece sono delle cronache. Io oggi ho lavorato qua e questo signore noi l'abbiamo trovato, perché non l'abbiamo trovato perché è impossibile. Poi entriamo in quel luogo e lo spiego, è molto divertente. Questo è un luogo emblematico della città, la Scuola Grande di San Marco, oggi ingresso monumentale dell'ospedale civile, e come spesso avviene, tantissime concentrazioni di graffiti sono sui portali delle chiese, sui portali dei monasteri, in questo caso sul portale della Scuola Grande, dove troviamo navi, gondole, cronache, addirittura la cronaca o di un omicidio o di un'esecuzione, perché la cronaca recita sul privato di vita, ma non sappiamo che modo, e poi stelle, quindi simboli esoterici, figure umane, e tra le altre questa che è molto curiosa,
curiosa. Questa l'avete data anche oggi, è una chiocciola che è datata 1745. In questo caso si tratta di una data perché questa funzione, questa chiocciola funziona, cambia, come dire, cambia il significato nel corso dei secoli, ma come cioè il giorno. La chiocciola, che noi utilizziamo ogni giorno, pensiamo sia un simbolo modernissimo, è un simbolo alto medievale inventato intorno al 300 in Toscana. È un'unità di misura, si chiamava ampora. I veneziani la assumono come un simbolo commerciale, quindi la assumono come simbolo di comparazione e la cominciano a utilizzare, come dire, 10 palle di cotone chiocciola a 2 ducati. E il primo libro a stampa nel quale compare la chiocciola, ce ne sono centinaia, è un manuale che illustra le tariffe e le misure dei vari porti del Mediterraneo, che viene pubblicato a Venezia nel 1503 da Bartolomeo Fazzi e ha centinaia di chiocciole, perché vi deve dire che qua questo vale quello, questo vale quell'altro. Insomma, la chiocciola assume via via significati diversi come AD fino al 7-800 e poi, essendo un simbolo commerciale, finisce sulle prime macchine per scrivere ottocentesche. Mano a mano finisce in disuso, ma il primo computer IBM che fu costruito era grande come questa stanza, magari una tastiera più è possibile. E la tastiera riportava esattamente i simboli commerciali delle macchine per scrivere, perché le macchine per scrivere nascono per servire scopi commerciali. E quindi c'è di nuovo questa chiocciola, che però via via perde il suo utilizzo, nessuno la usa. Roy Tomlinson, che è l'inventore della posta elettronica, nel 1974 decide di utilizzarla e gli chiedevano, lo intervistavano e gli dicevano: oh, ma che bel simbolo, no, che hai inventato, perché non ti è venuto ad inventare questa cosa così curiosa? E diceva: non ho proprio inventato niente, cioè, avevo bisogno di un simbolo che mi separasse lo user dall'account, no? E ho guardato sulla tastiera che tasto potessi usare e questo non lo usava nessuno, e allora l'ho preso io. Ma ogni giorno, quando noi scriviamo un'email, quando comunque taggiamo qualcuno o qualcosa, utilizziamo un simbolo italiano, toscano nelle fattispecie, che ha 700 anni di età e che sta scritto, tra parentesi, su un muro veneziano da almeno 300 anni. Muro veneziano, stesso muro veneziano, perché lì sotto c'è questa immagine. E questa immagine è una figura umana, la vedete, è conosciuta come Levantino. E questo ci rimanda alla straordinarietà di Venezia. Io mi sono occupato appunto di questa ricerca negli ultimi, ormai il libro è scritto l'anno scorso, però negli ultimi 6 anni. Ma il mio interesse per i graffiti è molto più antico, perché già nel mio primo libro, che è uscito molto più di 20 anni fa, io inserisco delle storie che hanno a che fare con i graffiti. Cioè ci sono delle storie veneziane che trovano una rispondenza, no, sulla vita, che poi, come vedrete, è diventato anche un capitolo del libro. In questo caso, noi siamo a San Giovanni e Paolo e questa è la storia del lui è l'Evangelo. Che succede? Succede che per parlare di lui dobbiamo parlare di un'altra persona. E quest'altra persona è Cesco Pizzigani ed è uno dei Tagliapiera, degli scalpellini, che danno vita a quella meravigliosa facciata, no? Che è quella della scuola. È molto giovane, molto bravo e ha una sua bottega con persone che lavorano per lui. E questa è la prima commissione importante, perché ci tiene a fare della vita. E di Valencia, no? Perché con le sue maestranze, le sue capacità, riesce a dar vita a quella meraviglia marketing taxi che è la facciata della scuola grande di San Marco. Tutto sembra andare sempre per il meglio nella sua vita, ma a volte le vite degli uomini e delle donne si scontrano con dei mali. Ma la moglie tanto amata, Fiorinda, si ammala e lui non riesce a capire cosa possa fare, sa solo che vuole salvarla e non esita a mettere in gioco tutto se stesso, il suo tempo, le sue energie, i suoi soldi per far venire i medici più bravi, per comprare i farmaci più costosi. Alla fine perde tutto, perde la moglie perché Fiorinda muore,
e perde l'attività perché ha trascurato così tanto gli affari da essersi indebitato come il collo e dichiarare bancarotta. E finito semplicemente drammaticamente povero, finisce anche per uno di quei giochi del destino a volte a matirare, no, agli uomini, a mendicare sulla porta della scuola grande di San Marco che lui stesso aveva contribuito a. In questo momento della sua vita, la scuola è costruita nel 1499, siamo nel 1501, l'unico passatempo, chiamiamolo così, che gli rimane è quello di graffiare un vecchio chiodo le immagini, diciamo, delle bellissime navi sul portale, no? Di ciò che vedeva, le navi che si approssimavano per gli scambi commerciali in quel lato della città. Non era raro per lui fermarsi a dormire addossato al portale e lì lo lasciava, perché la nostra storia ora si occupa di un'altra persona, di lui che è un levante. Lui è un ragazzo molto giovane, è figlio di un ebreo e di una donna veneziana. Vive col padre, lo ripetiamo, ma non siamo molto sicuri di questo, storicamente, sull'isola della Giudecca. Il ghetto non esiste. Il ghetto esisterà per 15 anni nella storia della città, il primo ghetto della storia, 1516. In questo momento noi reputiamo che lui col padre abiti sull'isola della Giudecca, come il padre veste come mercante internazionale, con una lunga tunica, un turbante, e si reca spesso in questa zona della città, San Giovanni e Paolo, per pigliare. Questo ragazzo soffre tantissimo, perché per il suo essere metà e metà, quindi non essere metà e metà, è in qualche modo respinto dai veneziani, su essere metà ebreo, dagli ebrei, su essere metà veneziano. E questa sofferenza che è fortissima. Lui la sintetizza in una rabbia cieca e scarica contro l'unica persona che gli voglia veramente bene, che è suo nome. E non è raro per questo ragazzo picchiare a lui e a lei la mano. Ma una notte, la notte di questo racconto, la rabbia del levantino trascende una furia cieca e, preso il primo oggetto che trova in cucina, lo pianta così profondamente nel petto della madre al punto da riuscire a cavarne fuori il fuoco. Immediatamente ha fatto qualcosa di irreparabile, definitivo, non voluto. Lui è disperato, capisce che è perduto. E stringendo tutto in mano esce di casa e inizia a correre. E attraversa Campo San Giovanni e Paolo e sale sul ponte che c'è di fronte alla scuola. E sale 2, 5, 7 gradini, ma nella disperazione, nella foga, tra le lacrime, incespica e cadendo possa andare tutto ciò che viene in mano. Il cuore ruzzola ai piedi del ponte, si ferma ai piedi del ponte e dal cuore esce una voce: figlio mio, ti sei fatto male, perché quello era un cuore di madre. Il levantino impazzisce completamente, raggiunge la laguna, è costante, pochi passi dalla scuola, e si lascia affondare nell'acqua per sempre. Ancora oggi a Venezia noi sappiamo che nelle giornate più fredde d'inverno, in Campo San Giovanni e Paolo è possibile sentire come un sospiro, un lamento. E noi sappiamo che quello è lo spirito nelle notti più fredde d'inverno, torna per cercare l'unica cosa che possa dargli veramente calore, il cuore di notte. Cesco era lì quella notte, assiste a questo evento e decide in qualche modo di lasciarci una testimonianza. Ed ecco che, secondo la leggenda, noi possiamo ancora vedere l'immagine del levantino che veste una lunga tunica, un turbante e che reca un coltello in una mano e un cuore umano nell'altra. Questo peraltro, eccolo qui, è uno dei capitoli del libro, che è dedicato a quelle leggende che circuitano attorno ai graffiti, e questo è il rilievo che abbiamo fatto di lui. Devo dire, insomma, incidere su pietra non è facile, provateci se avete voglia, a noi sembra facile scrivere il nostro nome, siamo più abituati, ma quando avete un chiodo in mano e un sasso di fiume, cambia un po', insomma, ecco, anche la capacità. Una volta c'era una grandissima manualità, che oggi abbiamo quasi completamente perduto. Questo è curioso, viva il re.
peraltro con la E accentata. Noi reputiamo che questo graffito, come altri, ce ne sono alcuni che si sono salvati in città, abbia una relazione con il referendum del 46, monarchia e repubblica. C'è anche un abbasso del re, Campo San Filippo e Giacomo, ancora conservato. Questo si è conservato perché tra noi e lui c'è una transenna, perché questo è il muro dell'antico convento, ma che oggi è il carcere di Venezia, Santa Maria Maggiore. E quindi quella zona è inavvicinabile da diversi decenni, e questo graffito è rimasto conservato, insomma, è arrivato fino a noi. Questo è un altro, io non riesco a schiarirlo, quindi così sono al massimo. Diffidate. Qui siamo, inaspettatamente, sul chiostro di San Michele in Isola, che è il cimitero di Venezia. E tutti gli archi, gran parte degli archi del chiostro sono anche qui una mappa di segni e di cronache. E qui si legge, non leggo dal computer, però viva l'Italia libera, 28/4/1945. Venezia viene liberata 3 giorni dopo la data che per convenzione, no, viene utilizzata per festeggiare la liberazione, il 28 aprile. E questa persona quel giorno decide di lasciarci testimonianza di questo avvenimento. Peraltro, in un altro arco c'è la cronaca di un rifugiato che ha subito un bombardamento e dice che l'hanno messo lì, no, questo era un convento, e l'hanno messo lì a ripararsi, a dormire. Questo è un mese dopo esatto, 28 maggio 1945. In città ci sono gli alleati e questo soldato, di cui sappiamo tutto, perché è stato molto, come dire, con dovizia di particolari, ci dice che appartiene all'esercito americano, che si chiama Robert Tidwell e che viene da Tuscaloosa, Alabama. Fatto una ricerca, lui ha poco più di 20 anni, scende ad Anzio, combatte lungo tutta la linea appenninica, si salva, perché insomma tanti ventenni come lui ci lasciano le penne, arriva a Venezia, l'Italia è libera da un mese, e Venezia è libera da un mese, e decide quindi di lasciarci. Poi morirà vecchissimo, con nipoti e pronipoti in Florida, neanche troppi anni fa, negli anni 90, e decide quindi di lasciare un segno della sua presenza, noi dobbiamo immaginare come un coltello, una baionetta, sul matroneo della Basilica di San Marco. Adesso sarebbe ammazzato. Adesso sarebbe giustamente, insomma, giustificato il posto, però insomma, è anche questa, come dire, una testimonianza che ha oggi un valore e che noi abbiamo deciso di raccogliere. Questo invece è un altro capitolo, quando si lascia un segno di sé, no, sono stato qui. Questo è un bellissimo volto e voi non lo potete, forse lo cogliete appena, ma lui si è fatto perfino i puntini della barba. E questo è così ingranditissimo perché è grande così, tutto quanto. E questo si trova a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale del Veneto. Lo vedete bene, è realizzato nell'agosto del 1889 e in quegli anni, nell'88-89, quel palazzo era una scuola per le arti e i mestieri. E noi immaginiamo che questo possa essere uno studente di oreficeria, perché ha usato certamente un mulino per precisione, perché è una precisione veramente molto piccola e molto precisa, con i capelli, insomma. E essendo oggi in agosto, probabilmente era fuori sede, si stava annoiando tantissimo e quindi ci ha passato un pomeriggio a incidere il suo volto su un tavolino, è una console che ancora oggi è sul piano della presidenza. Questo è un altro volto, uno di pochissimi volti orientati verso destra. Tutti i volti sono orientati a sinistra. Questo forse è fatto da un mancino. E anche questo è rimasto chiuso dentro una parete per diversi secoli, perché è a Santa Croce e oggi è un'enoteca
ma è un vecchio magazzino di legnami, e questa è su una colonna che è piena di segni, bellissima, segni cinquecenteschi, e che poi fu murata dentro una parete. È stata tirata fuori pochi anni fa e è piena di questi segni. Ora c'è una disputa tra me e Desi Marangon su cosa vi sia scritto, no? Perché si legge o non si legge, ma alla fine abbiamo deciso che si legge Ovirocco. E Ovirocco significa che questa persona veniva da Ovaro, no? Nel Friuli, e che probabilmente era appunto una persona che si occupava di legnami, ma aveva, devo dire, un'ottima manualità, sembra quasi un fumetto, ma ha 500 anni. Le croci. Le croci sono le vere regine dei graffiti veneziani. Su 6.000 segni ne abbiamo trovate più o meno 700. A volte sono molto elaborate, come questa che voi intravedete, è su una colonna della Basilica di Santa Maria Donato a Murano, e a volte sono due semplici segni, no? Tracciati soprattutto sui tipi delle porte, e anche in grandissima parte, in grandissimo numero, su case molto povere. E questo allora ci deve far tornare non solo a una dimensione fideistica, chiaramente, ma anche un po' di superstizione, e in qualche modo anche però di disperazione. Pensate ai tempi terrificanti della peste, per i tempi nei quali arrivava questa, stiamo uscendo faticosamente da una e di questo morbo più o meno non ce l'ho avuto, perlomeno no, le dimensioni, la maniera di agire, la maniera di interpretare, ma la peste era totalmente sconosciuta, non si sapeva come difendersi, arrivava e nell'arco di pochi giorni ti portava via mezza famiglia, no? Una moglie, un padre, una figlia. E una delle poche maniere, forse l'unica, di difendersi, per l'idea, era quella di raggiungere la porta di casa e tracciare dei segni che speravi non potessero tenere lontano. Ed è forse uno dei motivi per cui, al di là della loro successiva realizzazione, noi troviamo così tante croci sulle porte delle case cristiane. Navi, ne abbiamo trovate parecchie. Questa è all'interno dei pozzi, cioè delle carceri di Palazzo Ducale. Quindi è chiaramente disegnata a memoria, e questo ci rimanda a un altro dei temi. Come si fa a sapere se un graffito è vero o è falso? Se è stato tracciato in maniera, cioè in tempi antichi o in tempi moderni? Perché io potrei fare un veliero oggi su una parete. Diciamo che ci sono diversi modi e diverse tecniche. La profondità dell'incisione, il luogo, gli alcuni sono veramente nascosti, quindi se io faccio un falso è difficile ma la disegnare nel posto dove non arriva nessuno a vedere, ma anche e soprattutto la forma proprio dell'imbarcazione. Se io chiedo a tutti voi, adesso vi do un foglio e vi chiedo di disegnarmi una nave, un galeone, ognuno di voi mi fa un disegno indubbiamente. Ma lo fa più o meno, o è un esperto, sa come fa un galeone, se non è una roba su qualcosa. Se vi chiedo di disegnare un'automobile, una station wagon, me la fate tutti. Quindi le persone disegnavano quello che vedevano e quello che conoscevano. E noi attraverso alcuni di questi disegni che sono molto precisi e circostanziati possiamo sapere che tipo di nave sia, in che periodo veniva utilizzata e quindi riuscire a circoscrivere anche il momento in cui questo graffito è stato realizzato. Altra cosa poi sono i materiali. Nelle carceri veniva utilizzato il carbone, il fumo delle candele, a volte anche il sangue visto a saliva, la ruggine, tutto quello che poteva servire per scrivere o incidere era bene acceso. I graffiti si trovano anche sui vetri, e qua siamo ancora a Palazzo Ducale. Questo è il pianerottolo niente meno che della Scala d'Oro. Voi fate, cioè salite, c'è il pianerottolo, risalite e siete nella sala del Maggior Consiglio. Ma su quel primo pianerottolo c'è una grande porta a sinistra che porta agli appartamenti del Doge, ma lì, dietro quella porta, stavano in particolare gli scudieri del Doge. Vi dovete immaginare anche molto annoiati in alcuni momenti della giornata, ed ecco che questo Alessandro Comelatti, che si dichiara scudiere,
nel 1751 incide il suo nome. Ce n'è uno sul vetrino accanto che invece è precedente e dichiara di essere scudiere del doge Grimani da suo padre. Addirittura ci racconta come il mestiere, come stesso veniva, stesso ancora, si tramandava di padre in figlio. Questo è il libro così come appare, poi chiaramente lo potete sfogliare, e come è suddiviso, no? Quindi imbarcazioni, no? Navi oppure gondole, perché poi anche abbiamo trovato tante gondole, salire a gondola, volti e figure umane, i due che vi ho già mostrato, ma accompagnati da molti altri che abbiamo trovato in giro per la città. Ogni figura è accompagnata da una didascalia abbastanza, come dire, ancora circostanziata, per cui il libro è un libro molto scritto, ovviamente, ma è anche molto illustrato e ogni illustrazione ha una spiegazione. Insomma, quindi è un libro che anche può essere letto a più livelli. Peraltro, come avviene, no? Questo luogo era affrescato, lo è ancora parzialmente. Se voi entrate ancora oggi in una chiesa antica, è molto facile che troviate dei graffiti, no? Magari di fianco alle immagini dei santi. Era addirittura una consuetudine, era in alcuni momenti della storia, era anche una maniera di manifestare la propria fede. Scrivere il proprio nome, no? o segnare una croce con le iniziali di fianco all'immagine di un santo. E in fondo i graffiti sono scritture ai margini, in qualche modo, e a noi piaceva l'idea, anche nel volume, di trattarli come segni ai margini. Anche negli antichi manoscritti spesso, anche esempi di lingua volgare molto antica, vengono ritrovati scritti dall'amanuense, che lui si stava affidando da morire, e quindi scrivevano, disegnavano, no? Proprio a margine dei codici che stavano opinando o trascrivendo. E quindi questa scrittura di margine a me piaceva molto, insomma ci piaceva proprio come esempio. Peraltro ecco qua, qui avete visto che ci sono animali e piante, c'è proprio un erbario e un bestiario veneziano, e architetture. Abbiamo trovato, reperite parecchie, e le architetture sono a volte come dire, segni che non hanno un corrispettivo, a volte sono segni di progettazione, come queste mensole, sono abbastanza comuni, ne trovate diverse, oppure questo che è un caminetto disegnato dentro un caminetto a Palazzo Grimani, è stato scoperto da un anno e mezzo fa, era anche quello dentro una parete, e quindi hanno tirato fuori questa cosa bellissima. Voi la vedete un po' male qua, ma qui c'è una salamandra, che è un animale leggendario che i fossili generava col fuoco, e il 500 è anche, tutti i secoli hanno la loro simbologia, ma il 500 in particolare. Però assieme a questo c'è proprio il segno di progettazione che probabilmente il caminetto, quando era in funzione, doveva apparire come ci compare nel disegno. Eccoli qua. Allora, i capitoli si presentano in questo modo. Questo è un capitolo particolare perché assieme ai graffiti veneziani ci sono dei graffiti che i veneziani, che notoriamente portavano con loro diversi souvenir dai loro viaggi, proprio si portano in città, prendono quella colonna, quel leone, questo viene dal Pireo, no? È davanti all'Arsenale di Venezia, viene portato da Francesco Morosini, che in quelle giornate la Barnaca e il Partenone sono dettagli, vedremo, insomma, ecco, senza scendere troppo nel particolare. Gli piace questo bel leone, si adesso lo portiamo a casa, no? E lo portano a casa. Questa è una fontana del Pireo e curiosamente, portando il leone, portano con loro anche il più antico veneziano presente a Venezia, che noi riusciamo a reperire, perché queste rune che stanno scolpite oramai sempre più invisibili sul fianco del leone sono una cronaca disegnata, incisa dai Vernighi o Variaghi, che erano dei vichinghi, che erano la guardia personale dell'imperatore bizantino. Tra il 1020 e il 1040 loro soffocano una rivolta, ma soprattutto scrivono sul fianco del leone, ci sono diverse ipotesi sul reale significato di queste rune, raccontano del loro nome, dei loro amici fatti prigionieri
terre lontane, delle battaglie che hanno vissuto, con una forma tipica, no, delle rune, no, con una specie di drago intrecciato. Oggi, cioè, noi abbiamo delle foto ottocentesche in cui questo palinsesto appunto è molto più evidente, oggi sta un po' scomparendo e questo è abbastanza innaturale rispetto alla maniera in cui scompare, perché l'inquinamento atmosferico ha acuito moltissimo, no, il degrado dei mari, abbastanza naturale rispetto al trascorrere del tempo. Noi, dei 6.000 segni che abbiamo raccolto, cioè i 6.000 segni che abbiamo raccolto, reputiamo con una stima molto ottimistica che rappresentino circa il 20% di quello che poteva esistere. Vi ho detto prima che gran parte dei graffiti sono concentrati sulle porte di chiese o dentro le chiese e monasteri, no? E scuole grandi, e pensate che tra 8 e 900 Venezia perde 100 tra chiese e monasteri. 100. E quindi ecco che gran parte di queste testimonianze è sicuramente svanita assieme alle chiese stesse su cui stava incisa o dipinta. Oggi è giusto scrivere su cui ce lo chiederemo nei prossimi giorni, poi vi dico in che modo. A Venezia negli ultimi 3 anni sono comparse alcune scritte. Alcune sono contro il Green Pass, per esempio, o contro il vaccino. Altre, comparse ultimamente, inneggiano a Putin. Alcune sono state subito cancellate. Ne è rimasta una in una zona della città, è rossa, sulla quale in nero qualcuno ha scritto sopra in rosso macellato. Questo rende quella scritta una testimonianza storica. Gli storici dei prossimi 200 anni potranno forse, se la troveranno, se ci sarà ancora, riconoscere un passaggio storico, no, del nostro vissuto, in questo caso internazionale. È giusto preservarla? No, non necessariamente. Tutte le scritture e le pitture che sono giunte a noi attraverso la storia sono giunte a noi per un caso, si sono salvate nei vari secoli, nei vari passaggi, sono quelle che in qualche modo, no, sono sopravvissute. È giusto che qualcosa sopravviva, mettiamola così, perché finirà per raccontare una parte della nostra storia. Procedo rapidamente, questo è, non sappiamo bene, cioè no, vediamo benissimo che cos'è. No, voi non vedete niente. No, io vedo, non so cosa succeda, ma c'è qualcosa che forse per luminoso. Non è essere comodo. Provo a fare. Ma perché cioè, mi fa impressione che io ho una roba. Non è possibile. Ecco. Questo è un corno dogale con uno scudo, un'arma familiare, probabilmente era dipinta in tempo. Però insomma oggi non sappiamo più a chi appartenga, ci sono lì, siamo in Loggia Foscari ancora, ci sono diversi scudi dogali, incisi addirittura da mano malferma oppure dipinti, e sono quasi tutti quattrocenteschi. A Venezia si incide anche per terra. I masegni, no, sono praticamente tutti ottocenteschi e riportano moltissimi segni, poche cronache, come immaginerete, ma di diversi divi, raffigurazioni, cose anche molto particolari come questa specie di spiga o lisca, non sappiamo bene, che sta a San Giove nell'area dell'ex macello. Questa è un'altra scritta molto bella. Di queste ci sono tantissime. Percorrete le procurative nuove, appunto sotto la Marciana, assieme a quei segni che vi ho già fatto vedere, troverete uno stencil che è ripetuto in molte colonne, col corno dogale che inneggia a Marco Giustiniani. Marco Giustiniani, doge letterato, eletto nel 1684. Anche in questo caso abbiamo appunto decine di testimonianze dirette dal basso della sua elezione. E poi ancora croci con le iniziali AP in questo caso. Questo è il ponte dei Tre Archi, siamo ancora a San Giove,
E la cosa curiosa è che queste sono settecentesche, difatti in altre zone del ponte ci sono proprio date settecentesche. E è curioso perché i ponti veneziani non avevano i parapetti. Cioè, i parapetti dei ponti a Venezia vengono iniziati a essere montati nell'Ottocento, che sono gli austriaci in particolar modo, che iniziano a dotare tutti i ponti di parapetti. Solo alcuni ponti avevano già i parapetti e quello di Trenati è in tal senso uno dei più antichi. Ancora, i graffiti ce lo testimoniano, perché nel Settecento erano già incisi. Questo è il corno dogale più grande che abbiamo trovato, è quasi a grandezza naturale, ma è più grande ancora, di sicuro. Cioè io non riesco ad arrivare alla sommità, standoci davanti. E qua lo si vede un po' meglio perché abbiamo mirato un po' la foto, ma è veramente stato difficile, ma è stato difficile da trovare perché è talmente grande che ho capito un po' dopo di cosa si trattasse. E qua siamo all'interno degli spazi della Chiesa del Redentore che portano fino a sopra la cupola, dove ci sono navi, ci sono delle cronache, c'è una scritta bellissima di qualche frate che dice che invita i confratelli a tenere chiusa la finestra per carità. E poi si va su. Se voi andate nella Chiesa del Redentore, andate sopra la cupola, voi vi trovate il cospetto del Cristo Redentore, una grande statualinea, benedicente, molto incombente, per raggiungere la quale bisogna fare, appunto, questi non sono spazi chiaramente, come vedete, pubblici, no, ma sono spazi di servizio che non sono percorribili, e noi siamo arrivati fino al suo. Cercavamo in realtà una scritta di lavoro che ci era stata segnalata che invece era a San Giorgio e abbiamo trovato tutt'altro, ma molto bello. E alla fine di tutto il tragitto, l'ultima porta che butta proprio sul ballatoio, no, della cupola, in pennarello c'è una scritta che è nascosta sotto dei corrugati che sono messi evidentemente dopo, e quindi abbiamo spostato questi tubi leggendo ciò che ci ha lasciato scritto il signor Camuffo. E vi accennavo prima, è il graffito più vicino a noi che abbiamo inserito nel libro. E cosa scrive il signor Camuffo? Sento più 113 scaini 4 volte al giorno per giustare a statua del Cristo Redentore. È rimasto, era l'inverno, lo dice, inverno 1972-73, si era scaldato. Questa è all'interno del carcere e anche questa è molto curiosa, non la leggiamo assieme. Avvertenza, no. Il 3-10-1920 evasi di questo carcere 2 detenuti, Torcellan Cesare e Cadel Giuseppe. Cadel ucciso dopo non si sa quanti, che era via, giorni appena. Sarà dopo che è un plurale, non più. E qualcuno con un'altra mano dice: bravo! Bravo Mona, ma insomma. E poi anche lui invece in un'altra zona del carcere, proprio le prigioni di Palazzo Ducale, le carceri nuove, io ho andato a vedere le mostre, ho fatto il percorso, ma fino agli anni 20 sono state utilizzate proprio come prigione, non dovevano essere molto confortevoli. E lui si chiama Attilio, eccolo qua, lui dice: io qui, Attilio Bressa, fui vittima di questo tetro carcere causa 2 boia confidenti della questura. E poi lui, hanno spifferato il suo nome, fa il nome dei suoi delatori. E scrive che sono Boni e 6 messi. Quindi ci lascia comunque una testimonianza in tal senso. Ancora siamo al rush finale, manca poco che ne dura. Questo che è un leone di San Marco, lo riconoscete, no? Il muso, le ali, no? È anche molto grande, su una colonna di Palazzo Ducale della Loggia Foscara. E la Loggia Foscara ha un impianto tipicamente quattrocentesco, cioè grandissima parte dei graffiti che noi abbiamo riferito lì sono di 400. Questo è l'unico, ce ne sono altri leoni di San Marco, ma sono in carcere proprio, ma sono chiaramente ottocenteschi. Questo, che è antichissimo, è l'unico leone di San Marco ed è bellissimo, e siamo riusciti a reperire. È una cosa anche strana perché mentre ci sono navi, gondole, cioè le persone incidevano quello che vedevano.
che non è che mi vedesse Leone e San Marco in giro, insomma. Eppure, no, questo è veramente l'unico esempio antico, classicissimo, perché ha il classico libro, zampa a terra, zampe posteriori sull'acqua, addirittura no, Leone. Ed è uno dei graffiti più belli, appunto, che siamo riusciti a trovare. Questo gli sta poco distante, siamo ancora in Loggia Fosca, e vi sembra greco, ma non è greco. Vi sembra cirillico, ma non è cirillico. Anche a noi sembrava un po' cirillico, un po' greco, ma soprattutto cirillico. E l'abbiamo mandato a degli amici, colleghi dell'Università di Novosibirsk, che ci hanno detto che non è russo, ma è glagolitico, cioè è il papà del russo. Il glagolitico è la prima forma scritta della lingua slava, la prima traslitterazione dei suoni della lingua slava, che poi si trasforma in cirillico. È un po' il nostro latino. Cioè. E quindi ci hanno detto no, dovete chiedere i croati, perché questa è una lingua che viene ancora utilizzata in alcune comunità religiose in Croazia e comunque nasce lì. E noi lo mandiamo all'Università di Zagabria. E all'Università di Zagabria smettono, perché noi oggi sappiamo cosa c'è scritto, ma non siamo in grado di leggerlo. Ma questo è un graffito datato, è datato 1470, e vi si legge, perché è semi-cancellato, ciò che rimane di un nome, che è Lash. Ma voi dovete sapere che a parlare e a scrivere in glagolitico in quegli anni a Venezia non c'erano persone. Ma una di queste si chiamava Blaž Barović ed è l'equivalente in Croazia del nostro Aldo Manuzio, cioè il primo stampatore croato che viene a Venezia, in quegli anni è a Venezia perché lavora e collabora con i Torresani. Tra l'altro il primo libro in glagolitico è probabilmente stampato e pubblicato a Venezia, il primo libro in glagolitico in lingua slava croata antica lo pubblica lui nella sua isola di Pag, ci sono le statue di Barović, ma probabilmente nessuno, cioè in Croazia non esiste una sua firma autonoma, perché quattrocentesca, e ce l'abbiamo a Palazzo Ducale. Peraltro, in tempi molto più antichi, qua siamo nel 1384, il 9 luglio, tale Piero Vendramin lascia la sua firma dove la lascia su una colonna della chiesa della Santa Croce a Gerusalemme. Noi abbiamo dedicato un capitolo anche ai graffiti di veneziani fuori Venezia o che parlassero di Venezia. Lui è, come dire, un taggatore d'antan, insomma siamo prima del 400, ma poi per esempio qua siamo a Verona, siamo alla Basilica di San Zeno e la Basilica di San Zeno reca delle memorie veneziane molto curiose e belle. Una parla della decapitazione dei conti di Carmagnola e dice a D, non mi ricordo il giorno, scusate, in maggio 1432, fotta già il collo di Carmagnola tra gli affreschi così. E anche qua vedete del 1478 fu la moria a Venezia grande, peste. Del Brio la fu a Mantua e ancora, scusami, a Brescia, ecco qua. Oltre a Mantova poi raggiunge Brescia. Però nel 1478 qualcuno, come dire, si perita di lasciarci memoria del fatto che a Venezia c'è la peste e si muore. Lo troviamo a San Zeno. Ecco qua. Questo è uno schizzo di Canaletto. Canaletto era un fotografo dell'epoca, no? Usava quella camera oscura nella quale si tracciava gli appunti, dai quali poi traevano dei dipinti che erano grandissimi accessibili. Noi sui dipinti di Canaletto troviamo i graffiti, perché lui li dipingeva. Ce n'è uno in particolare a San Via, una grandissima nave, questa è logicamente San Marco, ma vedete che le colonne delle procuratie recano segni che oggi non ci sono. Assieme a dei segni dipinti c'erano migliaia di volantini. Se voi vedete un qualsiasi quadro di Canaletto, vedete che tutte le colonne della basilica e gran parte delle colonne delle procuratie sono piene di segni, sono piene di manifestini. In qualche caso lui ritrae anche gente che legge e gente che scrive.
Oggi le colonne di Palazzo Ducale sono pulite, sono bianche, ma sono state sostituite tra 8 e 900, che insomma erano veramente deteriorate. Quelle in condizioni migliori, sono 4 o 5, sono state portate dentro Palazzo Ducale, sono nel museo dell'opera. Se voi andate al museo dell'opera e guardate le vecchie colonne di Palazzo Ducale, sono dizionari, su una mappa di nomi, di navi, cioè la città era una città scritta. Guardate questo è il ponte di Rialto, questo è Marieschi, eccola qua c'è una gondola. Questo tra l'altro è tratto dal web, questo dipinto è conservato all'Ermitage a San Pietroburgo. Noi abbiamo provato a chiederlo, ma era già troppo tardi rispetto agli alimenti, sono più veloci di noi, e quindi non c'è stato purtroppo la possibilità di avere uno scambio, insomma, di carattere culturale. Speriamo di tornare presto a poterlo avere e a poter pubblicare questa foto con la liberatoria sul nostro libro. Non abbiamo... Questa è una testimonianza curiosa. Lui è Ernest Hemingway, ha finito la sua battuta di caccia, è a Torcello, la locanda Cipriani alle nostre spalle, e ancora sul ponte compare una scritta che inneggia al re. Questa è una foto del 52 e anche questo ci suggerisce che quella scritta sia relativa al referendum avvenuto pochi anni prima. Per la freschezza del segno, oggi non esiste più chiaramente, e per l'avvenimento stesso, che indica insomma che c'era qualcosa che aveva a che vedere con la casa reale. Sto chiudendo proprio, sono le ultime foto, e questo è qualcosa che riguarda ciò di cui vi parlavo, e quindi il deterioramento. Questa è una foto che ho fatto io col telefonino 3 anni fa. Vi si legge, questa è in piazza San Marco, ancora tra le fotografie, vi si legge molto bene lì, viva Mussolini, è un'incisione, sulla quale, probabilmente in tempi successivi, qualcuno ha tracciato la finestra di un carcere. Oggi, ora, se andate, è così. No, è impossibile capire che cosa, se noi non avessimo quella fotografia, non l'avessimo trovato anni fa, oggi questa memoria sarebbe completamente perduta, anche nella sua dinamica. Allo stesso modo, ecco qua. Questo era così fino a 1 anno e mezzo fa, adesso è così. Questo è vittima del bonus scocciato. Però nel libro c'è, siamo riusciti a inserire. Ecco anche il grande valore, vi ripeto, sono molto, come dire, non piango, era un bellissimo ferro da gondola, ma è andato, pazienza. No, ci sono cose peggiori nella vita. L'importante però è tenere memoria, non perdere memoria. Venezia riesce a raccontare la sua storia da sola, grazie ai tanti uomini e poche donne che hanno deciso di lasciare un segno nel corso della storia. Le donne scrivono meno, ovviamente. Scrivono meno perché nel corso della storia hanno meno accesso all'istruzione, nel corso della storia hanno meno accesso agli strumenti atti a incidere o a scrivere, però anche in epoca abbastanza moderna non lo fanno. Noi abbiamo il primo che si accorge che le donne non scrivono è Cesare Lombroso, fa tutto uno studio, appunto, cioè lui proprio fa i palinsesti del carcere, lui è un personaggio discutibile, ma diciamo che aveva indubbiamente un suo metodo, no? E quindi lui riconosce nell'atto di scrivere dei tratti criminali. Ci sono i criminali, spesso dalla nascita, non sono condannati a essere a nascere criminali, che scrivono va nelle carceri e studia i graffiti dei carcerati, che scrivono ovunque, scrivono anche sul loro corpo, no? Perché si tappano. Quando va nel carcere femminile si sorprende perché i muri delle celle del carcerato sono tutti. E lui cerca, no, perché scientificamente no, le donne non scrivono. E lui ci dà una risposta che io ti trasferisco, ma è Cesare Lombroso. E lui sostiene che le donne scrivono meno perché hanno molto più sviluppato quella parte del cervello che è adibita alla parola. Secondo Cesare Lombroso le donne non parlano tanto, scrivono. Poi invece abbiamo trovato chiaramente delle testimonianze femminili, i tempi sono cambiati, soprattutto insomma, tra il Novecento e gli anni 2000,
e quindi oggi le donne scrivono quando hanno voglia di scrivere anche sui muri alla pari degli uomini, hanno accesso uguale all'istruzione, agli strumenti atti a farlo, però appunto nel corso della storia è molto, molto difficile trovare degli esempi. Ecco qua, siamo alla fine. Questo è il monogramma più antico, datato, che siamo riusciti a trovare. Qui si legge 1527. A. P. Allora, questo, poi vi dico, questo somiglia tanto a questo. Lo vedete? Lui è Pomponio Amalteo. È un pittore che qua conoscete abbastanza bene. Lui ha lavorato tantissimo nell'entroterra veneto e friulano, ma nel 1527 era a Venezia, perché aveva 22 anni, era allo studio del Pordenone. E noi dove abbiamo trovato questo bellissimo esempio di firma di Pomponio Amalteo? Su un libro che parla delle vacche coniglianesi, che è stato realizzato dall'associazione Cima da Conegliano, e noi studiando questo libro abbiamo trovato questo esempio. Pomponio Amalteo a 22 anni nel 1527 era a Venezia. Ora noi non abbiamo la certezza che questa firma possa essere solo, dovremmo avere una macchina del tempo e no, ogni giorno di quell'anno stare in osservazione se arriva lui e chiedere il chi sei. No? Però diciamo che abbiamo più indizi che ci fanno pensare che possa essere lui. Questo graffito, che tra l'altro è uno dei rarissimi graffiti, si contano sulle dita di una mano, che abbiamo reperito su mattone, è sulla sommità della cella campanaria del campanile dei frati. Siamo arrivati qua. Però, insomma, è un altro bellissimo esempio, una bellissima memoria, ed è bello immaginare che sia stato davvero lui a tracciare questo graffito. Io vi ringrazio per la pazienza, soprattutto.